Ciao mister, arriva un'altra sfida importante dopo quella del weekend scorso contro l'Eurobica, arriva qua a Verona il Trento che all'andata vi ha battuto in una gara combattuta per 2-1 e in classifica vi precede di un solo punto, quindi è uno scontro diretto. Come hai visto le ragazze durante la settimana dopo la partita contro l'Eurobica e cosa ti aspetti da questa gara? Sì, un'altra partita tosta. Rivedo con piacere un caro amico che è il loro allenatore con cui ho vissuto bellissime esperienze nell'epoca precedente qui al Chievo, è un amico da tanto tempo e quindi lo conosco, so che sta lavorando bene, sono 3 stagioni che allena quel gruppo e si vedono gli automatismi, i meccanismi ben oliati e rodati. È una squadra che gioca quasi a memoria e gioca bene a calcio, per cui a differenza di domenica scorsa penso che anche esteticamente per chi apprezza il calcio giocato col pallone sicuramente avrà modo di vedere una bella partita. E rispetto alla scorsa domenica le ragazze hanno attutito bene la battuta d'arresto perché comunque rianalizzata è stata una prestazione più che convincente, giocata in maniera equilibrata, decisa, lo sappiamo, come sempre da episodi, quando il livello si assottiglia, le attenzioni sui particolari rischiano di determinare il risultato e su un paio di episodi, al di là di quello sfortunato del calcio di rigore che ha un po' facilitato le cose all'Orobica, però in alcuni episodi c'è stata più prontezza e più attenzione per le ragazze dell'Orobica e quindi alla fine il risultato ha detto quello, ma comunque la prestazione è stata fatta bene, l'avevamo accorciata con margine di pareggiarla, abbiamo avuto anche un paio di situazioni per pareggiarla, sfortunate anche queste, soprattutto un colpo di testa di Marchio che aveva avuto una buona probabilità di successo e poi è stato rimpallato. E niente, andiamo avanti, come sempre progrediamo e guardiamo in lungo raggio, no, i risultati e l'efficacia di quello che si lavora e si sta facendo e abbiamo voglia di rimetterci subito in carreggiata. La classifica, come dici tu, è stretta e quindi una vittoria permette di far guadagnare posizioni e scavallare avversari e quindi con voglia ci rimettiamo in gioco e speriamo di fare punteggio pieno. Grazie. Grazie a voi.